Dialogo difficile tra Regione Veneto e Ministero della Salute per le questioni scottanti del momento. Dopo i vaccini, adesso le PFAS o PFAS, le sostanze perfluoroalchiliche, frutto della lavorazione di materiali plastici, ritenute responsabili dell'avvelenamento dell'acqua delle falde in una vasta area del Veneto. Mentre prosegue lo screening epidemiologico della popolazione interessata, che dovrebbe risolversi nell'arco di un biennio, Palazzo Balbi ha deciso di usare il pugno di ferro, imponendo rigorose misure restrittive per lo sversamento nelle acque di scarico e potabili. Alla luce della gravità della situazione determinata dalle PFAS o PFAS anche in altre parti d'Italia, il direttore generale della Sanità del Veneto, Domenico Mantoan, in una lettera ha chiesto al governo di imporre soglie stringenti in tutto il territorio nazionale. Il Ministero non solo ha risposto picche, perché a suo dire non esiste questa gravità, diffidando la Regione dal mantenere le misure restrittive allorquando la situazione, grazie ai trattamenti garantiti dai progressi tecnologici e della scienza ecosostenibile, tornerà alla normalità. In altre parole, Roma dice a Venezia di darsi una calmata, al che la Regione Veneto risponde di essere ancora in attesa di 80 milioni promessi e mai arrivati, appunto, per intervenire sulle fonti di approvvigionamento e sugli acquedotti, grazie a progetti già pronti con una doppia valenza ambientale e di prevenzione sanitaria. Intanto alla Miteni, l'azienda chimica di Trissino nel Vicentino, al centro dell'inchiesta sull'avvelenamento delle falde, sono andate in scena 8 ore di sciopero più presidio per protestare, si legge in un comunicato delle RSU, le rappresentanze sindacali unitarie, contro le condizioni di lavoro e la trasformazione degli accordi organizzativi e salariali aziendali.